Credo che la provincia di Treviso avrà un ottimo riscontro, soprattutto rispetto alle Olimpiadi che si svolgeranno a Cortina, proprio perché la vicinanza del territorio, la capacità ricettiva della nostra provincia, che è sicuramente maggiore di quella del Bellunese, farà sì in modo sì che al di là degli atleti, ma tutti quelli che riguarderà gli sponsor, tutto quello che riguarderanno i visitatori, i turisti, i giornalisti stessi, useranno molto il nostro territorio, per cui vogliamo farci trovare pronti. Siamo in comunicazione anche con le varie aziende di trasporto perché aumentino i collegamenti durante tutto questo periodo, e quindi siamo estremamente positivi. Già dal momento in cui sono state definite le Olimpiadi, che chiediamo a livello nazionale, non a livello locale, un intervento da parte dello Stato perché aiuti le imprese a fare degli investimenti strutturali che le imprese hanno bisogno. Io devo ringraziare molti colleghi che si sono dati da fare e hanno adeguato e stanno a loro spese adeguando le strutture e ristrutturando le strutture, ma purtroppo quello che manca è l'aiuto del governo, del nostro Stato, è mancato. Ma allora, diciamo che un po' la panoramica delle nostre strutture è legata al fatto che dopo 3 anni di Covid le risorse mancavano. Fortunatamente sono 2 anni che il mercato si è ripreso, come un po' in tutti i settori. Gli imprenditori più avveduti, più capaci sono quelli che hanno investito e quindi hanno investito anche in questo senso, ed altri che invece non sono stati capaci, o per loro capacità o per mancanza di risorse finanziarie, tant'è che ancora sul nostro territorio vediamo degli alberghi che sono chiusi e non hanno riaperto.